Siamo con Stefano Lucisano, presidente dei Giovani Confindustria Toscana e CEO di Macoev. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Dunque, dottor Lucisano, oggi ha moderato la seconda tappa di Disegnare il futuro. Ci faccia un sunto e le sue considerazioni. Beh, abbiamo parlato delle due transizioni, la transizione ecologica, la transizione digitale, che sono di fatto le due grandi sfide, no, che abbiamo di fronte sia come cittadini che come imprese. Siamo di fronte però a dei grandi cambiamenti in un periodo di grande incertezza, non soltanto le guerre, ma abbiamo anche lo shortage delle materie prime, il costo dell'energia. Stiamo affrontando quindi una grande incertezza con un'unica certezza, che dovremo affrontare un grande cambiamento. Lo dovremo affrontare necessariamente, dovremo affrontarlo probabilmente anche in un tempo molto ristretto, il che probabilmente farà emergere, no, quelli che sono i veri valori che hanno sempre contraddistinto il nostro sistema paese. Credo che le nostre imprese abbiano di fronte una grande opportunità, credo che abbiano le caratteristiche per poter superare questo momento. E devo essere sincero, sono proprio queste serate, abbiamo parlato con Confindustria, con la Camera di Commercio, con il terzo settore, abbiamo avuto modo di dialogare con aziende che in qualche modo fanno la differenza, no, nel mercato sia in Italia che all'estero, quindi sono momenti in cui davvero ci troviamo a fare i conti con il nostro destino, acquisendo grande consapevolezza, quindi ringrazio Italia Economy per questa opportunità e auguro il meglio a tutti. Io la ringrazio e le auguro una buona serata. A Grazie. presto.